Adesso Marcia Reale. La Marcia Reale è stata scritta per il re Carlo Alberto nel 1834, anzi per le guardie del re Carlo Alberto. Inizialmente non piaceva molto, poi è entrata nella tradizione fino al punto di essere la marcia rappresentativa della monarchia. Voglio ricordarvi che questa marcia non ha parole, non è un inno. L'inno esisteva però, era l'inno sardo, dedicato alla monarchia sabauda, scritto da due forti personalità dello stesso periodo, una per la letteratura, l'altra per la musica, ed era scritta in sardo. La Casa Reale l'utilizzò soltanto per, diciamo, delle cerimonie molto ristrette e private. La Marcia Reale ebbe una storia simpaticissima, poi, dopo che ci sono state le votazioni per le istituzioni della Repubblica, venne eseguita molto spesso all'estero, in America, nelle diverse Little Italy, in America del Nord, poi nel Columbus Day e nelle varie località dove si trovavano italiani, che erano emigrati da molto tempo, e la musica della Marcia Reale faceva parte dei loro ricordi. Praticamente non aveva nulla di politico particolare, era soltanto nostalgia dell'Italia.
Bravi, me l'ha molato tutto. Bravi questi nostri ragazzi, merito un altro tocco di applauso, ecco, guardate quanti sono e vengono praticamente da tutta la carne. Sì, in linea d'aria sapete che sei un po' chilometri, ma provai a fa tutte le strade a toppe svalse. E allora, per quanto riguarda questa marcia, è stata favolosa, amatissima per moltissimo tempo, come avete potuto constatare, perché il re in Italia era amato, era un punto di riferimento, era l'eredità di un modo di pensare il re in forma assoluta, ma noi siamo stati anche per certi versi fortunati perché il primo re, Carlo Alberto, un uomo buio, alto 1,90, non era mica piccino così. Era un grandissimo studioso, filosofo, aveva una biblioteca meravigliosa, studiava moltissimo e ha avuto la sfortuna di capitare in un momento in cui sono accadute tante cose, ma con scarso successo. La prima guerra d'indipendenza se l'è persa lui. Gli è successo, o succeduto, che sarebbe meglio dire così, il Vittorio Emanuele II, tarchiato piccolo, giovanissimo, sposato a 22 anni. Lui era un re all'antica, gli piaceva la chiaccia, guidare l'esercito e si metteva spesso nelle battaglie e anche nella prima guerra d'indipendenza in situazione di pericolo, e poi gli piaceva il genere femminile. Era però una persona di parola, perché tutto quello che aveva promesso ai suoi cittadini del Regno di Sardegna l'ha poi mantenuto. Carlo Alberto aveva concesso lo statuto, l'aveva chiamato statuto per non chiamarlo Costituzione, sì, l'ha mantenuto. Ha protetto e favorito i movimenti di liberazione, cioè liberali e anche di liberazione dell'Italia? Certamente. Ha dato ascolto a delle persone molto illuminate, con delle idee politiche di costruzione e riunificazione dell'Italia molto in gamba? Sì, è stato anche fortunato. Ma come diceva Napoleone, non esistono dei grandi uomini perché sono fortunati. Sono perché sono grandi uomini che la fortuna gli dà ragione. Vittorio Emanuele II, pur con i suoi difetti, ebbe ragione, è stato un grandissimo personaggio, amatissimo, è morto a 58 anni e tutti si sono stupiti di quante manifestazioni di cordoglio e di simpatia gli abbiano dimostrato. Lui era il re grand'uomo. Suo figlio, persona diversa, non così brillante, preso delle decisioni difficili in un momento difficile dal punto di vista sociale. Per compensare il suo modo di essere lo chiamarono il re buono, ma aveva un asso nella manica, la regina Margherita. Vittorio Emanuele III, abbiamo detto il re buono, Vittorio Emanuele III, che non voleva fare il re, ma per questioni di famiglia è stato costretto, aveva delle ottime qualità di intellettuale perché era un grande studioso di numismatica ed era anche un ottimo fotografo. Ha preso delle decisioni importanti, qualcuna più, qualcuna meno opportuna, ma forse la più importante fu quella di scegliere il generale Diaz contro la volontà di tutto il Consiglio dei Ministri nel 17, quando Luigi Cadorna fu esonerato, e fu una mossa vincente per cui è ricordato come il re soldato.